Dopo 16 anni, oggi fresco di stampa, la nuova pubblicazione Nanà e le luci di Recalmare. Parliamone. Ci sono voluti 16 anni per scrivere questo racconto di 134 pagine. Nanà e le luci di Recalmare. La prima stesura avviene nel 2013, dopo 5 anni di lavoro. Il libro inizio a scrivere nel 2008. Nel 2013, come dicevo, la prima stesura, ma per arrivare alla fase conclusiva, 2024, passano 16 anni. In questi 16 anni io il libro l'ho fatto leggere a parecchi amici, critici della letteratura sparsi in Italia, e ho ricevuto diversi suggerimenti, diverse proposte. C'è stato chi ha consigliato che non era il caso di pubblicare il testo, chi addirittura è giunto a dire che ormai riguarda un discorso del Novecento superato, chi ha dato buoni consigli, chi ha elogiato il libro. Ovviamente di tutti questi suggerimenti espressi da figure di un certo rilievo nella critica letteraria, io ne ho fatto tesoro, e di questi mi sembra doveroso ricordare Francesco Tosto, critico letterario, padre Castelli della civiltà cattolica, ma anche Ferruccio Parazzoli. È stato un lavoro molto travagliato, frutto di una lunga riflessione, e così dopo 16 anni Nanà e le luci di Recalmare è nato. Recalmare e non Recalmare, come mai? E anzitutto perché Nanà e le luci di Recalmare? Non è una biografia su Leonardo Sciascia. Mi ispiro alla parabola esistenziale, culturale di Leonardo Sciascia, perché ho voluto così parlare della parabola esistenziale dell'uomo del Novecento. Leggendo questo libro, dunque, chiunque può trovare il percorso che l'uomo del Novecento ha compiuto, partendo da alcune premesse ideologiche per giungere ad altre premesse, ad altre anche conclusioni. Perché Recalmare e non come giustamente le diceva, non Recalmare? Perché Recalmare ideologicamente rinvia alla città molto cara di un grande poeta dell'Ottocento, e cioè il nostro carissimo Leopardi Recanati. E così ho voluto fare un collegamento tra Recanati e Recalmare, tra Leopardi e Leonardo Sciascia, ovviamente come metafora di un cammino dell'uomo del Novecento.